Secondo lei, se il Veneto fosse stato autonomo, avrebbe gestito meglio la questione Green Pass, tamponi, Covid? Certo, come no, ci mancherebbe altro, oltretutto ci stanno facendo una guerra uno contro l'altro, anziché spargere un po' di amore verso le persone e convivere come tutte le religioni che ci sono, non ci sarebbe questo antagonismo così cattivo. Penso che sia la stessa cosa anche se fosse stato autonomo. Il problema non è l'autonomia, il problema è che la gente si sposta continuamente senza sapere il perché e per come. Non c'è più un'idea, un'ideologia, c'è a destra però, nella Lega e in Fratelli d'Italia. Se il Veneto fosse stata una regione autonoma, secondo lei, sarebbe stata gestita meglio la situazione tamponi, Green Pass, Covid? Senz'altro, perché i veneti sono bravi. Secondo me sarebbe cambiato poco, nel senso che il presidente della nostra regione, io credo che l'abbia gestita bene in Veneto, poi non parlo per le altre regioni. Ho perso un po' le speranze sinceramente per tante cose. Non voglio essere polemica, ma comunque ci siamo capiti. Credo che sia una materia di competenza nazionale alla fine, quindi non penso fosse cambiato molto. Mi sembra che sia stata gestita con senno e quindi niente da dire.